Raggiunti i livelli record di siccità, il torrente Cormor è scomparso, falde 12 metri sotto livello di guardia, l'allarme del consorzio di bonifica ha perso il 100% dei raccolti di mais nella bassa friulana. Si susseguono gli incendi in Friuli, al confine con Veneto, in fiamme un campo di mais che ha coinvolto la pineta di Bibione, paura a Lignano per il fumo e le ceneri cadute sull'Arenile, altri roghi sul Carso tra Savogna e Doberdò. Il cambio del pannolone senza lavare l'anziano, l'ospite alzato dal letto afferrandolo per il collo, gli insulti, l'umiliazione continue, sono i frammenti di vita documentati dai carabinieri all'interno delle SRA, le Meridiane di Aiello. Cominciata la fase trasloco a San Domenico, Udine, solamente 8 al momento le famiglie che hanno già accettato le nuove destinazioni temporanee, all'appello ne mancano ancora 57, continuano le proteste. Eccezionale scoperta nei fondali dell'Alto Adriatico, rinvenuta una nave dell'antica Roma tra Grado e le foci del Timavo, la scoperta dei carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Siccità record in Friuli. Un periodo così lungo senza precipitazioni non si era mai visto dal 2003. È caduto meno del 40% della pioggia che si aspetta in questo periodo. Le conseguenze si vedono a occhio nudo. Il Cormor, lo vedrete dalle immagini, è praticamente sparito. Il Consorzio di Bonifica Friulana lancia l'allarme. I problemi sono sia a livello delle falde freatiche sia nelle portate degli affluenti. Ci dice tutto in questo primo servizio Alexis Sabot. Questa è la situazione del Cormor oggi, non scorre più l'acqua nel torrente. Un così lungo periodo di scarse precipitazioni in Friuli Venezia Giulia non si vedeva dal 2003, un anno decisamente più secco degli ultimi 5 che vede il torrente Cormor, in particolare nella zona di Sant'Andrat, completamente asciutto. Il Consorzio di Bonifica Friulana lancia l'allarme, i problemi sono sia a livello delle falde freatiche sia nelle portate affluenti e nei corsi d'acqua da cui si deriva per fare irrigazione. La falda solitamente oscilla a meno 50 metri in condizioni normali. La situazione attuale è a meno 62 con un calo di 12 metri rispetto alle medie del periodo. E qua siamo su una briglia del Cormor vicino a Sant'Andrat e come si evince la situazione è molto grave. Qui purtroppo l'irrigazione di soccorso non riusciamo più a garantirla da tempo. Si riesce ad irrigare più a sud solo perché abbiamo due affluenti, praticamente i due trasversali che rimpinguano più a sud. Diciamo che è una situazione di emergenza. Sì, grave emergenza. Da quanto ne so io non si è mai vista, neanche nell'estate del 2003 che è stata quella più siccitosa che io ricordi. Le speranze le conosciamo tutti, che intanto nell'immediato che ci sia piovosità e quest'inverno che sia nevoso. Ed è una situazione veramente drammatica, soprattutto per le coltivazioni della Bassa Friulana. Siamo andati a Carlino, dove si stima la perdita del 100% del raccolto di mais. Ci troviamo a Carlino, vedete com'è la situazione di questa coltivazione di mais, qui davvero è una situazione d'emergenza. Ne parliamo con il presidente di Coldiretti di Carlino, Giuliano Tedesco. Qual è la situazione? Nella zona che si è riusciti ad irrigare in qualche maniera il raccolto si è riuscito a salvare. Nella zona dove non è stato possibile irrigare, ormai siamo arrivati a una situazione dove la pianta è talmente in stress che è riuscita a malapena a fare una piccola pannocchietta che senza aver fecondato i grani sicuramente verrà fuori un mais che avrà di poca resa e anche di qualità scadente, insomma, sicuro. Quindi quale sarà la destinazione? O verrà utilizzato per fare prodotto per le centrali di biomassa, che verrà anche lì recuperato in qualche maniera, oppure verrà trinciato e interrato, insomma, sì. E quindi una percentuale di perdita ce lo può dire? Stimare? Nel mais non irrigato sicuramente non dico il 100%, ma siamo quasi vicino al 100%, insomma, sì. E ovviamente la siccità aiuta al propagarsi purtroppo dei roghi, degli incendi, come quello avvenuto oggi nella pineta di Bibione. Tanta la paura a Lignano, 8 le persone che per sfuggire al rogo si sono tuffate in mare.
l'altro rogo al confine tra Goriziano e la Slovenia. Sentiamo. Siccità è ancora a fiamme in Friuli e Veneto orientale. Dalle 14.45 sta bruciando un campo di mais a San Michele al Tagliamento, interessando la pineta di Bibione. Non si esclude l'ipotesi del dolo. Un'alta colonna di fumo si è elevata in cielo, facendo preoccupare turisti bagnanti e ancorché i residenti. La capitaneria di porto ha salvato 8 persone che, per sfuggire al rogo e al fumo che rischiava di intossicarle, si erano lanciate in acqua. Le fiamme si erano avvicinate pericolosamente nella zona tra il faro e il passo barca di Bibione, fino agli 8 escursionisti che sono rimasti imprigionati a riva, tra l'incendio col denso fumo che sprigionava e il mare. La porzione di spiaggia libera antistante è stata evacuata dalla polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento del rogo. Visibili a distanza di diversi chilometri le lingue del fuoco, 2 i focolai che si sono estesi, che hanno portato fumo e fuligine sull'arenile, anche oltre la foce del fiume Tagliamento, come a Lignano Pinete e Sabbiadoro. Alcune attività commerciali hanno dovuto abbassare le serrande, almeno 25 i vigili del fuoco, supportati dagli operatori dell'antincendio boschivo della regione Veneto, che hanno lavorato per domare il violento rogo alimentato dal vento. Le squadre sono arrivate da Portogruaro, Latisana, Lignano, Mestre, Udine, Padova, Rovigo e Vicenza. Utilizzate 2 autopompe, 6 autobotti, tra cui 2 autocisterne chilolitriche, 3 moduli antincendio boschivo e l'elicottero Drago. Richiesto l'utilizzo di Canadair. Alle 16.30 si è aperto un altro fronte, questa volta in Slovenia, al confine col vallone di Gorizia. I vigili del fuoco stanno lavorando per evitare che le fiamme si propaghino nei territori di Doberdo del Lago e Savogna di Sonzo. Sul posto anche i carabinieri. Voltiamo pagina, parliamo ora della crisi del governo che rischia di avere ripercussioni anche sul mondo economico, spaventate soprattutto le categorie che denunciano l'irresponsabilità di una parte politica. Le interviste e altri approfondimenti nel corso della trasmissione Screenshot questa sera in onda alle ore 19:45, sentiamole. L'ultima cosa di cui avevamo bisogno in questo periodo è una crisi di governo. Questa politica negli ultimi anni non sta dimostrando la coerenza, il rigore e il rispetto per la nostra Italia che invece il nostro capo di governo e il nostro capo di Stato stanno dimostrando. Credo che l'atteggiamento delle forze politiche, in particolare di una forza politica, sia inaccettabile. Credo che in un momento in cui guerra, pandemia e le famiglie e le aziende allo stremo non avevamo bisogno di questi bizantini e giochi politici. Perdere questa guida in un momento di grande difficoltà dove dobbiamo ancora portare a casa definitivamente il PNRR con un aumento dei costi, con una guerra in corso dopo una pandemia, solo un pazzo può pensare che il governo possa saltare per un termovalorizzatore. La situazione è grave e pericolosa. Il mercato evidentemente che subirà di più sarà quello dei BTP e quindi con lo spread a livelli molto elevati, se Draghi non riprenderà le reti nel governo, ma quello che è più importante è che forse non potremo usufruire del piano che la BCE stava mettendo in piedi per aiutare i paesi deboli dal punto di vista del debito. Questa crisi del governo accade in un momento delicatissimo per il nostro paese. Mi auguro che la politica prevalga un senso di responsabilità, perché altrimenti vorrebbe dire portare questo paese al buio e non ce lo possiamo permettere. La cronaca è stata stravolta da un carrello elevatore mentre stava lavorando all'Electrolux Professional di Pordenone. Questa mattina un'operaia di 51 anni è rimasta gravemente ferita, colleghi sotto shock, l'attività produttiva è stata sospesa. Infortunio sul lavoro questa mattina alle 9 all'Electrolux Professional a Pordenone. Una donna di 51 anni, per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dello SPISAL dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, è stata travolta da un muletto. L'operaia ha riportato gravissime ferite ad una gamba. Sul posto è intervenuto personale del 118, anche con l'elisoccorso, con i vigili del fuoco e la polizia di Stato. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Pordenone. Era vigile, ma le sue condizioni erano molto gravi. Gli operai erano sotto shock e proprio per questo l'azienda di Valle Noncello ha deciso di sospendere l'attività lavorativa nel reparto. I lavoratori sono stati mandati a casa, spiegano in una nota le RSU, FIM, FIOM e WILM. La copertura della giornata verrà definita nei prossimi giorni. Dopo un sopralluogo in qualità di RSU e RLS convocheremo un incontro con l'azienda per ulteriori chiarimenti sull'infortunio.
Ancora cronaca, è caduta a terra colpita da un arresto cardiaco, attimi di paura questa mattina a Chiusaforte per una donna che ha perso conoscenza. Sono stati i tecnici del soccorso alpino, allertati dalla centrale Soris, a praticarle con successo il massaggio cardiaco. La donna è stata lì trasportata in condizioni gravi all'ospedale di Udine. E un incendio in un'abitazione nel pomeriggio di oggi è venuto in via Dalmazia a Pordenone. Le fiamme partite presumibilmente da un elettrodomestico andato in cortocircuito hanno causato numerosi danni alla cantina. Il fumo ha invaso l'intera casa e i pompieri sono riusciti a domare il rogo e a evitare conseguenze peggiori. Ci spostiamo a Trieste. Lunedì si terrà il primo incontro istituzionale in regione sulla Varsila dopo l'annuncio della società di trasferire una produzione in Finlandia al possibile licenziamento dei 450 lavoratori diretti. Intanto è stato deciso un picchetto per impedire l'uscita delle merci. Andrea Pierini. I lavoratori della Varsila terranno un picchetto H24 davanti all'uscita delle merci della fabbrica di Trieste e questa è la decisione immediata arrivata dalla partecipatissima assemblea dei dipendenti, spiega Marco Relli della FIOM CGIL, che ha stabilito anche che nel caso in cui ci siano movimenti strani all'interno della fabbrica scatterà immediatamente lo sciopero attualmente sospeso. L'obiettivo è di impedire l'uscita delle merci ed eventualmente il trasferimento di macchinari. In ballo ci sono 450 posti di lavoro diretti dopo l'annuncio del gruppo della volontà di spostare una linea produttiva in Finlandia e poi ci sono anche 400 posti di lavoro dell'indotto. Compatta la politica e il mondo industriale e sindacale nel denunciare il comportamento dell'azienda. Di fatto Varsila ha mentito alle istituzioni del suo paese perché il ministro finlandese e l'ambasciata finlandese avevano più volte ribadito l'intento di voler rimanere e crescere in Italia per Varsila, ha mentito alle istituzioni italiane, ha mentito ai lavoratori di Varsila stessa. Un atteggiamento che non possiamo accettare. E per questo chiediamo con fermezza che venga immediatamente ritirato il piano di dismissione produttiva nell'impianto di Trieste. Il presidente della regione Massimiliano Federica insieme agli assessori Alessia Rosolena e Sergio Emidio Bini incontrerà proprio lunedì i sindacati per fare il punto della situazione. Lunga la pagina giudiziaria di oggi, veniamo alla questione, alla vicenda delle RSA Le Meridiane di Aiello, dove per alcuni ospiti la vita era diventata un vero inferno. Ecco cosa è emerso dalla lettura dell'ordinanza che ha portato all'arresto di 4 operatori sanitari. Ci dice tutto Uber Londero. Nudo sul materasso senza lenzuola, il cambio del pannolone senza lavare il vecchietto, un ospite sollevato dal letto afferrato per il collo e se qualcuno si lamentava per il freddo la punizione era immediata, gli aprivano la finestra. Sono i frammenti di vita della RSA Le Meridiane di Aiello che emergono dalla lettura dell'ordinanza del GIP Maria Rosa Persico che ha disposto, oltre alla sospensione dal lavoro di 3 OSS, gli arresti domiciliari per 4 operatori della struttura, tutti accusati di maltrattamenti. L'infernale condizione di alcuni ospiti è stata documentata dai 45 giorni di intercettazioni dei carabinieri del NAS in 3 camere della struttura, dopo la denuncia presentata dalla direttrice dell'RSA, da poco arrivata da Aiello. Erano vecchietti che avevano bisogno di aiuto per ogni esigenza della loro vita quotidiana. Per questo si trovavano nella RSA di Aiello, dove invece gli insulti erano all'ordine del giorno, in accuse accompagnati da minacce anche di violenza sessuale e di morte o da percosse. Non mancavano le umiliazioni, scrive il GIP nell'ordinanza, come quando il cambio del pannolone veniva effettuato lasciando aperta la porta della camera, nonostante le suppliche dell'ospite. Inutili le proteste che portavano ad altri insulti e derisioni per la loro fragilità e l'età avanzata. Già domani cominceranno gli interrogatori dei primi 2 indagati, ora gli arresti domiciliari, che saranno sentiti dal PM alla presenza del giudice per le indagini preliminari. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 24 anni di carcere per Giuseppe Forciniti che nel novembre del 2020 uccise la compagna Aurelia Laurenti nella loro casa di Roveredo in Piano. Servizio. Ha ucciso la compagna che lo aveva respinto e ai giudici non ha raccontato la verità. È per questo che la Corte di Assise di Udine ha condannato Giuseppe Forciniti a 24 anni di carcere per l'omicidio di Aurelia Laurenti con 19 coltellate nella loro casa di Roveredo in Piano il 25 novembre 2020. Nelle motivazioni della sentenza, depositata nei giorni scorsi, i giudici hanno spiegato perché a Forciniti non è stato inflitto l'ergastolo come richiesto dal PM. La Corte non ha ritenuto attendibile il racconto dell'uomo, il quale ha sostenuto
saputo che la compagna cercò di accoltellarlo e che, durante la colluttazione, fu inferto per incidente il primo colpo. Per quanto riguarda il rifiuto dell'ergastolo, hanno pesato due elementi. Da una parte la provenienza dell'arma, ragionevolmente portata in camera da letto dalla vittima, dall'altra il fatto che, a fine processo, l'avvocato difensore ha chiesto una pena equa. Stando alla ricostruzione dei giudici, Forciniti ha cercato di approcciare la donna che lo ha respinto, come dimostrano alcuni graffi presenti sulla schiena dell'imputato fotografati in carcere. Poi la donna ha cercato di mantenere a distanza il compagno con il coltello, causandogli delle micro lesioni sulla pancia. Infine lui si è impossessato dell'arma e ha colpito Aurelia alcune volte mentre si trovava in piedi, continuando quando era a terra. Determinante è la presenza sulla lama del sangue di entrambi. Ancora guai giudiziari per Gianni Daros, l'ex ciclista professionista di Fontana Fredda. Questa volta è imputato di aver partecipato a un'associazione per delinquere per truffe finanziarie. Ci dice tutto Alberto Comisso. Giudizio immediato per Gianni Daros, l'ex ciclista professionista friulano di nave di Fontana Fredda, radiato dall'attività sportiva poiché utilizzava sostanze anabolizzanti. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, Daros e altre 5 persone sono imputate a vario titolo di aver partecipato a un'associazione a delinquere capeggiata dall'ex broker cagliaritano Roberto Diomedi e dedita alla truffa, violazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, autoriciclaggio e appropriazione indebita. Sarebbe stata messa in piedi una colossale truffa basata sul cosiddetto schema Ponzi, nella quale sono state raggirate decine di investitori per un valore complessivo che al momento dell'indagine si aggirava sui 4 milioni di euro. Sono in tutto 68 le persone offese nel procedimento, quasi tutte residenti in Sardegna. Omicidio di Pasqua a Trieste, oggi è processo e la condanna, sentiamo. 16 anni, Luis Alberto Toledo Mansueta è stato condannato oggi per l'omicidio di Luca Lardieri, trovato morto il giorno di Pasqua del 2021 nel suo appartamento di San Giacomo a Trieste. L'imputato, difeso dall'avvocato del Foro di Treviso Alessandra Nava, secondo la ricostruzione della polizia dormiva a casa di Lardieri quando al termine di una lite lo ha colpito al collo con una coltellata, tagliandogli la giugulare e facendolo morire dissanguato. Per cercare di nascondere le prove del delitto ha cosparso il corpo e parte della casa con un liquido infiammabile, facendo pensare a una esplosione. Gli inquirenti, coordinati dal PM Massimo De Bortoli, hanno però ricostruito l'intera vicenda, arrivando quindi all'arresto del 28enne, noto anche col soprannome di Albo, originario di Santo Domingo ma con cittadinanza italiana. Il giudice Luigi Danotti ha quindi accolto oggi appieno la richiesta del PM, che accusava il 28enne di omicidio volontario, incendio doloso, calunnia e per aver fornito false generalità. L'avvocato ha già annunciato che verrà fatto appello in quanto è stato un processo indiziario con indizi che non erano convergenti, ignorando poi la denuncia del giovane che accusava un'altra persona. Sempre a Trieste, prima udienza oggi per le aggressioni alla stampa durante i cortei dello scorso autunno dei Novax. Le accuse sono di violenza privata e di lesioni personali. Diego Sen, classe 1984, il primo Novax a processo in Italia per l'aggressione ai giornalisti durante le proteste dello scorso autunno. Oggi, davanti al giudice Anna Battaglia, si è tenuta la prima udienza con la richiesta di Assostampa e Ordine dei giornalisti di costituirsi parte civile. Eventuali soldi saranno dati in beneficenza. Il giudice si è riservato di decidere nella prossima udienza, il 22 luglio. Sen, durante la manifestazione del 6 novembre, che si è conclusa con il tentativo dei manifestanti di entrare in Piazza Unità sfondando il blocco delle forze dell'ordine che hanno anche caricato, ha prima insultato e poi aggredito fisicamente Giampaolo Sarti, che stava raccontando la giornata di proteste per il quotidiano Il Piccolo. Sarti, oltre agli insulti e le minacce, ecco qua quella M del giornalista, lo mazzemo, è stato colpito prima con una spallata e poi con un pugno alla nuca e una testata allo zigomo sinistro, riportando trauma cranico e distorsione del rachido cervicale con una prognosi di 30 giorni. Il tutto è stato ripreso da un video dello stesso Sarti. Allora, torniamo sull'incendio vasto che si è propagato nella pineta di Bibione, che ha causato anche elevate colonne di fumo, lo vedete anche dalle immagini, a Lignano, si è visto a Lignano Pineta. Ebbene, ci sono un aggiornamento che viene dato dall'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimaro, su alcune verifiche effettuate dall'ARPA Friuli Venezia Giulia proprio in questi minuti. Questa dichiarazione: i primissimi dati rilevati dall'ARPA sulla foce del tagliamento nella zona dell'imbarcadero di Lignano indicano che il livello dei valori delle sostanze inquinanti rilevati nell'aria è sotto la soglia di attenzione. Non sussistono quindi motivi d'allarme per i residenti e turisti di Lignano. Per sicurezza la squadra tecnica inviata dall'agenzia rimarrà in zona e continuerà a monitorare l'evoluzione della qualità dell'aria nei pressi dell'incendio.
E ora il consueto bollettino sanitario Covid, i nuovi casi sono 2.075, rilevati con 8.215 tamponi molecolari test antigenici. Da lunedì i nuovi casi in regione superano la quota 10.000, esattamente 10.301. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 7, mentre continua a crescere quello delle persone ricoverate in altri reparti, che sono 252 rispetto a ieri, che erano 236. Ancora 3 decessi, tutti a Pordenone. Continuano anche le prenotazioni della campagna vaccinale per quanto riguarda la quarta dose. I dati registrati alle 12 evidenziano altre 2.129 prenotazioni, alle quali si aggiungono ulteriori 608 prenotazioni per una delle altre 3 dosi previste, per un totale di 2.737 appuntamenti fissati. Lo ha annunciato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi. E ora voltiamo pagina, è iniziata la fase di trasloco a San Domenico, il quartiere di Udine, dove è in programma un importante intervento di rigenerazione urbana che coinvolgerà le palazzine di edilizia popolare. Solamente 8 al momento le famiglie che hanno già accettato le nuove destinazioni temporanee su 57. Sentiamo l'intervista. Si iniziano a discatolare i primi pacchi del quartiere di San Domenico di Udine tra i 164 appartamenti coinvolti dalla maxi rigenerazione urbana progettata da Atere e dalla Giunta Fontanini per la creazione dei 112 nuovi alloggi finanziati attraverso i fondi del PNRR. 8 famiglie delle 65 coinvolte hanno già accettato le destinazioni temporanee proposte in attesa della ricostruzione delle palazzine concepite per dare un nuovo volto ecologico sostenibile e accessibile a San Domenico. Come più volte mi è stato sottolineato, non sono dei pacchi le persone, è vero, non sono dei pacchi, e proprio per questo necessita di tempo ricercare le soluzioni più adeguate. Magari ci metteremo una settimana in più, magari qualche giorno in più, ma è necessario proprio per evitare e limare al massimo il disagio che inevitabilmente già un trasloco comporta. Saranno 21 le famiglie coinvolte dai traslochi dal primo lotto progettato dall'Ater di Udine che, volenti o nolenti, dovranno spostarsi nei prossimi mesi. 6 di queste hanno già accettato la soluzione abitativa proposta, come la signora Grazia. Ha già visto dove la sposteranno? Sì, è un appartamento, ha una camera sola, ma è molto più disposto. Di parere opposto invece il signor Loris, che non si fida dei tempi biblici delle amministrazioni pubbliche. Qua è il solito casino in Italia, si fa le cose e fermate a metà. Del lotto a carico del comune, al momento solo 2 dei 44 nuclei coinvolti dal progetto di edilizia residenziale hanno già accettato il trasferimento pro tempore. C'è chi infatti chiede che vengano rispettate le dimensioni e gli spazi ora in uso, chi chiede maggiori informazioni, chi chiarezza sui tempi e sui passaggi. Io non voglio andarmene, sono costretta perché mi obbligano, ma mi devono offrire qualcosa che sia uguale. Il rischio però è che la consegna dei nuovi alloggi prevista nei prossimi 4 anni venga procrastinata a causa delle continue, seppur legittime, pretese. Da lunedì comunque la ditta di traslocatori inizierà a ritirare i primi mobili e scatoloni. Il processo non è più, non si può fermare, è inarrestabile. Da 18 a 20 euro al giorno, la Regione ha aumentato di 2 euro il contributo per l'abbattimento delle rette per le case di riposo. Via libera anche l'aggiornamento del preziario dei costi servizio. Un ulteriore contributo di 2 euro per l'abbattimento delle rette delle case di riposo. La giunta regionale, guidata da Massimiliano Federiga e su proposta del vicepresidente Riccardo Riccardi, ha approvato il contributo per un totale di 3 milioni di euro, che porta l'importo della quota fissa dagli attuali 18 euro a 20 euro al giorno, e a questi si aggiungono 12 euro a persona per gli oneri sanitari. La quota fissa viene riconosciuta agli ospiti accolti in residenze per anziani non autosufficienti convenzionate e resta invariata la quota legata al reddito. È una manovra molto importante. È una manovra a beneficio delle famiglie ed è la terza manovra rispetto alle altre 2 manovre che sono nell'assestamento di bilancio. Nel dettaglio il riconoscimento dei costi Covid certificati e i ristori per le difficoltà finanziarie delle strutture. L'esecutivo ha anche aggiornato il preziario dei lavori pubblici, vista la congiuntura economica, spiega l'assessore Graziano Pizzimenti, e l'andamento del mercato delle materie prime in straordinaria mutazione che hanno comportato aumenti fino al 35-40% per certe voci. Siamo intervenuti in quanto il preziario è punto di riferimento per la calibratura di tutti i progetti e interventi e sarà operativo da lunedì. La Regione ha dato il via libera a 43 milioni di euro di interventi a favore del sistema universitario del territorio. Lo stanziamento raddoppia la cifra investita nel periodo precedente. Servizio.
Interventi edilizi e maggiore offerta formativa. Questi cardini alla base del programma triennale degli interventi nel sistema universitario, per il quale la Regione ha dato il via libera a 43 milioni di euro di risorse. A beneficiarne saranno gli Atenei di Udine e Trieste e la Sissa, oltre ai conservatori del Friuli Venezia Giulia. Il disco verde ai finanziamenti è arrivato nel corso dell'incontro in videoconferenza, al quale, oltre all'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolin, hanno partecipato i vertici delle istituzioni che fanno parte del sistema universitario del Friuli Venezia Giulia. Un investimento sostanzioso, perché si è passati dai 26 milioni della programmazione 2019-2021 ai 43 del 2022-2024. In particolare alle università e ai conservatori saranno destinati più di 27 milioni di euro, ai quali si aggiungono altri 15 milioni che in assestamento di bilancio sono stati inseriti a supporto degli Atenei nella richiesta di fondi sui bandi del Ministero per l'Università e la Ricerca per quanto riguarda l'edilizia universitaria. Tutto ciò, come ha spiegato l'assessore Rosolin, va a rafforzare la competitività scientifica dei nostri Atenei, ma consente anche loro di sviluppare nuovi progetti di ricerca che garantiranno la collaborazione del nostro sistema universitario. Dalle 23 alle 6 del sabato e domenica e durante le festività a Lignano sarà vietato l'ingresso in spiaggia nei 2 uffici attigui a Terrazza Mare. Inoltre verrà proibito consumare sostanze alcoliche dalle 21 alle 6 del mattino del venerdì, sabato e domenica lontani dai locali pubblici. Il sindaco Giorgi ha firmato oggi le attese ordinanze. Daniele Paroni. È stata firmata dal sindaco di Lignano, Laura Giorgi, la doppia ordinanza in seguito alla maxi rissa avvenuta nella notte fra sabato e domenica scorsi, con un ventenne albanese rimasto gravemente ferito. Il provvedimento è stato ufficializzato 48 ore dopo il vertice in prefettura Udine, dove i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno fatto il punto sulla situazione, pianificando una strategia per aumentare il servizio di vigilanza sul capoluogo balneare. La prima ordinanza prevede il divieto di accesso all'arenile dall'ufficio 4 all'ufficio 5 del lungomare di Sabbiadoro, praticamente in concomitanza all'area che riguarda la terrazza mare. L'accesso alla terrazza mare sarà consentito, ma non sarà concesso l'accesso all'arenile dalle 23 del sabato alle 6 della domenica mattina. Questo per i giorni sabato e domenica e anche per i giorni per le festività come Ferragosto. E poi c'è la seconda ordinanza. Sì, la seconda ordinanza vieta di consumare alcolici sul territorio pubblico, al di fuori dei pubblici esercizi e delle pertinenze dei pubblici esercizi. Sarà vietato consumare alcolici nelle giornate del venerdì, sabato e domenica dalle ore 21 di sera alle 6 del mattino del giorno successivo. E ora andiamo a vedere l'eccezionale scoperta nei fondali dell'Alto Adriatico. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine hanno rinvenuto nello specchio d'acqua, compreso Tagrado e le foci del Timavo, un'imbarcazione risalente all'epoca romana mai censita prima d'ora. Dai fondali marini riemergono i resti di un'imbarcazione romana. L'attività svolta dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine in un vasto specchio d'acqua compreso Tagrado e le foci del Timavo è stata particolarmente fruttuosa. In corrispondenza dell'isola di Pampagnola sono stati rinvenuti proprio i resti di un'imbarcazione di epoca romana mai prima censita. Il relitto si trova ad una profondità di 5 metri e risulta in maggior parte interrato. Si tratta indubbiamente di una scoperta di eccezionale importanza storica per l'area dell'Alto Adriatico, come hanno dichiarato gli esperti subacquei della SAPAB FVG e dell'Ateneo Udinese. L'attività è proseguita nel canale delle Mee di Grado, lo storico ingresso al porto fluviale di Aquileia, con rinvenimento di 2 anfore a cefale, risalenti al I secolo a.C., nonché di un collo di brocca ed uno di anfola, risalenti al II e III secolo d.C. Il monitoraggio è quindi proseguito in corrispondenza dell'area del canale Lokovac e dei 3 rami della foce del fiume Timavo. Sono stati rinvenuti anche un bossolo di proiettile risalente alla Seconda Guerra Mondiale, quasi sicuramente da ricondurre alle batterie contraeree poste a difesa del vicino complesso industriale Cantieri Riuniti dell'Alto Adriatico. Inoltre sono stati recuperati vari laterizi risalenti all'800-900, oltre ad un'anfora adriatica e frammenti vari riconducibili ad un'epoca classica. I manufatti sono stati affidati alla Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo il nostro notiziario con la pagina culturale. Era l'ottobre del 1997 quando il Teatro Nuovo Giovanni da Udine fu inaugurato da un grande concerto. Il 25° anniversario sarà festeggiato con un importante evento, una stagione all'insegna della riscoperta del valore delle emozioni e della bellezza. Ci racconta tutto Isabella Gregoratto.
Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine compie 25 anni e per ricordare l'evento che accompagnò la sua inaugurazione arrivata nel 1997 ha organizzato un grande concerto per il 21 ottobre che aprirà la 26esima stagione con 27 spettacoli di prosa, 2 di danza e 9 concerti, mentre ancora in fase di definizione il programma della lirica. Una stagione animata dalla volontà di riscoprire insieme al pubblico il valore delle emozioni e della bellezza. La possibilità che ha il pubblico qual è? Durante lo spettacolo, che assorbono, che sentono, se è musicale, se è di prosa, fanno riflessioni in proprio. Io credo che oltre l'impegno economico, quello sociale che dobbiamo mettere in campo come regione, tutto questo dobbiamo appoggiarlo sulla cultura. Il nostro sistema culturale ha saputo sopravvivere ai 2 anni di pandemia, ha sottolineato l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, evidenziando l'importanza del sostegno dei privati anche per il futuro. Noi abbiamo aiutato durante la pandemia, ma se non avessero avuto i bilanci sani, i nostri aiuti non sarebbero serviti. Chi avrà imparato a procurarsi le risorse private starà in piedi, gli altri no. E questa era anche l'ultima notizia. Vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. Tra pochi minuti il nostro notiziario sportivo. Grazie, arrivederci.